Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non voglio governare e manco comandare. A nulla. Volessi aiutare a tutti. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani avessimo a stare insieme. Aiutarne sempre. Avessimo a godere della felicità del nostro prossimo. Non odiare e disprezzare l'uno con l'altro. Da sto mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi non ne passa manco più per la mente. La lecchitudine aveva avvelenato le nostre core, fatto precipitare lo mondo dall'abisso dell'odio, accompagnati a passo d'oca verso le cose più tente. Avemo i mezzi per largare, ma ne chiudemo da noi stessi. La macchina dell'abbondanza ne dese povertà, la scienza ne sciacanciava una differente a tutto. L'abilità ne trasformava in gente dura e tenta. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchine ne serve umanità, più d'abilità ne serve bontà e gentilezza. Senza ste qualità la vita è leggia, è violenta, e tutto è perduto. L'aviazione e la radio avvicinano la gente. La natura stessa di ste invenzioni reclama la bontà dell'uomo, reclama la fratellanza universale, lo stare insieme dell'umanità. Pensino ora, la mia voce raggiunge milioni di persone, milioni d'uomini, femmine, picceretti disperati, vittime di un sistema che coscienze all'uomini desolare, umiliare e torturare gente innocente. Ma che dica mi stanno ascoltando, io dico, non disperate, perché la lecchitudine che ne comanda è solamente male passeggero, come la franchezza di uomini che si scantano delle meraviglie dello progresso umano. L'odio dell'uomo scompare, seme alle dittature. Lo potere calivaro allo popolo torna, e qualsiasi mezzo usano. La libertà non può essere sottomessa e soppezzata. Soldati, non datevi per vinti all'uomini senza coscienza, a chi che vi comandano e vi disprezzano, che vi limitano, uomini che vi dicono ciò che avete a dire, ciò che avete a fare, ciò che avete a pensare e come vivere, e vi regimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Auge, vi consegnati a sta gente senza anima, uomini macchine, con macchine allo posto di lumidudda e di lucore. Ma auge, non siete bestie, siete uomini. Auge, portate l'amore dell'umanità in tale cuore. Auge, non odiate. I che odiano sono solo quelli che non hanno amore per l'altro. Soldati, non addefendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordatevi che nel Vangelo di Luca sta scritto: lo regno di Dio è in tale cuore di l'uomo, non di un solo uomo, ma nel cuore di tutti gli uomini. Auge, lo popolo, avete la forza di creare le macchine, lo progresso e la felicità. Auge, lo popolo, avete la forza di fare sì che la vita diventi bella e libera. Auge, che potete fare di sta vita una meravigliosa avventura. Soldati, un tale uomo della democrazia,
Unemo sti forze, mettemoli tutti insieme, combattiamo tutti per il nuovo mondo, ad ogni a tutti in ciavaglio, alle picciotti e alle carusi una speranza, alle vecchi la serenità e alle femmini la sicurezza. Promettendo queste cose taluni uomini sino a chiamare allo potere, dicevano Monsignori, non mantennero di promessi e mai li mantengono, e di questo non donano conto a nodo. Forse le dittature sono liberi, ma perché rendono schiavi all'auce, e combattiamo per mantenere le promesse, abbattere i confini e gli steccati, combattiamo per eliminare la licchitudine e l'odio, per realizzare un assennato mondo onde la scienza e lo progresso offrono a tutti gli uomini lo benessere. Soldati, dallo nome della democrazia, restate tutti uniti. Quanto costa una mano a mucciare sta bucca che son parla meglio e se mi lamento ne paio conto. Quanto costa una mano a accarezzare sta faccia che non ride un chianci che va aspettando taliano chiano. Quanto costa sti vrazza che parissiru forti, sari sto tormento, sto corpo stanco che è senza piso. Quanto costa sti occhi tagliari, l'uccelli a domandare aiuto, che non hanno forza ricca di sali. Quanto costa lo tempo, ir un poco più leste, ma passo a motta sto inferno torni muciato. Quanto costa l'amore